Sono Daniela Larese Filon, attualmente vice sindaco del comune di Auronzo di Cadore. Il progetto è avere la possibilità di avere delle locazioni non turistiche in questo caso per alloggiare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non trovano un alloggio a lungo termine in questo territorio. Il problema che il comune di Auronzo ha in questo momento, e non solo il comune di Auronzo, è il fatto che è una locazione turistica in sé. Auronzo è un paese che arriva in estate a circa 25.000 abitanti, ha 3.000 seconde case e è un paese da sempre turistico. Il fatto di avere una richiesta turistica importante dà modo a chi è proprietario degli alloggi o delle case di preferire dare in affitto ai turisti invece che a chi viene qui per lavorare ed ha bisogno di una residenza a lungo termine. GSR ci ha reso possibile di partecipare a questo bando per costruire e per ripristinare degli alloggi che in questo momento erano sfitti e che il Comune metterà a disposizione dei dipendenti. Noi abbiamo già in corso dei bandi e sicuramente il fatto di avere la possibilità di dare un alloggio confortevole e vicino al Comune spero che sia di incentivo anche per chi vuole venire a risiedere in Auronzo.